Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi abbiamo cambiato prospettiva, poi capirete perché. L'argomento di oggi è l'ebook completo che abbiamo rilasciato in modo gratuito sul sito www.ilcapitano.intervista.org. Vedremo insieme dunque un riepilogo rapido di tutti i circuiti che sono contenuti all'interno di questo lavoro che abbiamo fatto congiuntamente. Beh, ovviamente i circuiti in sé li ha disegnati e i numeri cosmici sono stati estrapolati dal Marietto veneziano e dunque io sono stata più un sostegno psicologico, morale, per dire ci sono, ma appunto è nostra cura comunque divulgarli e spiegarvi appunto come applicarli. Finora avete trovato le istruzioni sia per la messa in opera dei circuiti sul canale del Marietto veneziano, all'interno del quale ha creato una playlist proprio per facilitarvi la ricerca dei video esplicativi e anche sul mio canale appunto ho dedicato alcuni video per spiegare un circuito alla volta e per mostrare qualche meditazione per poter lavorare anche con la propria volontà, con la propria intenzione, con la propria consapevolezza su questi importantissimi centri vitali. Colgo ovviamente l'occasione per invitarvi a iscrivervi sul canale del Marietto veneziano su YouTube e se ancora non lo avete fatto a iscrivervi anche al mio canale sempre di YouTube. Il vostro sostegno sappiate che per noi è prezioso. Vediamo comunque insieme di nuovo un riepilogo riassuntivo dei circuiti che, ripeto, trovate gratuitamente contenuti all'interno di questa dispensa, di questo PDF sul sito www.ilcapitano.intervista.org. Questa è una copia in bianco e nero, perché la mia stampante è in bianco e nero, ve lo dirò ogni volta che vi mostrerò dei circuiti colorati. E dunque non vedete com'è bella in realtà la copertina originale che ha dei toni molto caldi, molto belli sull'arancio. E, non rende, però sicuramente lo troverete facilmente sul sito nella sezione PDF da scaricare gratuitamente. Allora, la copertina ve l'ho mostrata, all'interno dell'ebook comunque vi viene indicato l'indirizzo dei nostri canali su cui trovate, come ho detto, le spiegazioni, dunque il canale di Hildegarda, il canale di Marietto Veneziano e poi questa è una protezione che è assolutamente importantissima e poi tutti i circuiti che sono stati utilizzati dal Marietto quando vi ha spiegato come applicare appunto i circuiti di armonizzazione dei chakra. Ovviamente questo è un circuito per la valutazione che potete fare prima e dopo il trattamento. Poi abbiamo un altro circuito, questo è un quadrante per la valutazione del sì e del no, questo lo conoscete, è molto famoso, lo mostriamo spesso, soprattutto il Marietto. In questo modo potrete chiedere se è il caso per voi di mettere o attivare un circuito per qualche particolare chakra, dunque potete interrogare così come è stato spiegato dal Marietto nei suoi video esplicativi. Questo è il quadrante di valutazione dell'ora per chiedere quante ore è necessario tenere il testimone all'interno del circuito. Per i casi più gravi, diciamo più compromessi, dove la funzionalità del chakra o dei chakra fosse veramente ridotta ai minimi termini, potrete comunque usare questi numeri invece che per chiedere quante ore, possibilmente anche quanti giorni deve stare il testimone all'interno del circuito. Veniamo alla valutazione della cura, dunque vi serve anche per capire se appunto l'esposizione del testimone, del vostro testimone o del soggetto che vorrete trattare all'interno dei circuiti di armonizzazione ottengono appunto un buon lavoro di armonizzazione e dunque per valutare se questa cura radionica
che attenzione è una cura vibrazionale, non in nessun modo si intende sostitutiva di cure mediche, ma potete comunque fare l'autovalutazione per capire se effettivamente il trattamento è positivo e può anche capitare che nel momento in cui il corpo abbia ricevuto sufficiente onde di forma e dunque un sufficiente trattamento, possa dirvi che è da sostituire, perciò va anche interpretato un pochino il messaggio del pendolino. Nel momento in cui viene detto da sostituire, chiaramente vuol dire che il suo compito è stato eseguito, cioè si può tranquillamente rimuovere il proprio testimone. Allora, cominciamo dall'armonizzatore del chakra della radice. L'abbiamo già visto, abbiamo visto che ha comunque dei colori collegati al chakra e ognuno, vedete che c'è una differenza fra questa sfumatura di grigio e questa sfumatura di grigio, capirete che nella versione a colori abbiamo un qualcosa in più. C'è anche il significato connesso ai colori, alle vibrazioni dei colori che comunque lavorano in armonia proprio con con le nostre ruote di potere, con i nostri chakra. Non sto a dilungarmi oltre, hanno tutti comunque la stessa struttura, vale a dire sono tutti incorniciati in questo bordo, in questa bordatura nera, all'interno della quale è compreso ed è racchiuso tutta l'informazione vibrazionale del circuito, il disimpregnatore perché permetterà di mantenere appunto questa macchina radionica sempre in ordine, pulita e non saturata da energie e vibrazioni diverse da quelle che deve andare a trattare, a emanare. Dunque non si satura mai, questo è molto importante, capirete soprattutto se vorrete trattarvi più volte nel tempo o trattare magari anche i vostri cari. Il cerchietto qua in alto che contiene l'OM è un armonizzatore, oltre che a mantenere e contenere la vibrazione primordiale, mantiene in ordine e ci permette di posizionare il circuito senza preoccuparci di orientarlo al nord. L'emanatore a 9 cerchi amplifica la potenza di emanazione del circuito stesso e permette dunque la saturazione o comunque il trattamento sul testimone in un tempo più ridotto. All'interno, in tutti i circuiti, troviamo il corrispondente simbolo collegato al chakra, secondo appunto l'antica tradizione indiana o comunque esoterica orientale, per cui c'è pure anche questo simbolo che proprio richiama il chakra in sé. Ognuno ha un disegno diverso, un simbolo diverso, un colore diverso, comunque sono ovviamente in tutto 7. In questo non è ben visibile, ne prendo uno dove possa essere più chiaro, magari questo. Come vedrete all'interno, sopra il simbolo del chakra, c'è una stringa numerica che è un numero cosmico estrapolato dal Marietto veneziano per armonizzare il chakra, dunque quel numero porta le vibrazioni di armonizzazione del chakra. Chi l'ha testato in questi giorni, chi ha fatto le prove in questi giorni, ha visto che in poche ore i chakra passavano da discreto o sufficiente a ottimo. È chiaro che se il chakra viene trattato per poco tempo, poi tende di nuovo a ritornare giù, dunque individuate bene qual è il tempo ottimale per trattare in modo duraturo il vostro chakra. Ma veniamo a quello che è il nostro contributo attivo. Se la radionica ci permette di lavorare in modo passivo, semplicemente mettendo un nostro testimone all'interno del circuito, la tradizione esoterica ci viene incontro con una modalità attiva
Dunque possiamo, oltre che fare del bene al nostro organismo, fare anche una meditazione attiva che ci permette appunto di portare consapevolezza ed equilibrio, attenzione anche al nostro corpo e ai nostri corpi più sottili e entrare dunque in questa sinergia, in questa capacità di percepirci e di intervenire volontariamente su di noi. Dunque, come facciamo a lavorare su tutti i chakra in un unico esercizio? Abbineremo alcuni esercizi, alcuni stiramenti, alcune posizioni di stretching che comunque provengono dalla tradizione dello yoga e abbineremo una meditazione attiva basata sul respiro e sulla vibrazione dell'Om. Cosa faremo dunque? È una serie di 3 posizioni che ovviamente va fatta a terra ed è questo il motivo per cui sono qui e alle quali associeremo comunque anche una parte fatta con la visualizzazione e una parte fatta con l'emissione di suoni. Dunque dovremmo cantare o comunque far vibrare l'Om. Come si comincia? Si comincia, vabbè, metto, scusate, più così, in modo che vediate, mi metto anzi in questo modo, così che abbiate una visione. Allora, schiena dritta per quanto possibile, i piedi sono distesi davanti a noi, ecco mi metto così così lo vedete, i piedi sono distesi davanti a noi e schiena dritta ho detto, dobbiamo portare una gamba con la pianta del piede che poggia sull'interno coscia in prossimità del ginocchio, l'altra distesa, dunque una è piegata, certo io sono molto elastica come vedete, il ginocchio è su, non ho il dono di far toccare il ginocchio a terra, ma non importa, accontentatevi. Funziona lo stesso, ve lo assicuro, io ho avuto ottimi risultati lo stesso. L'altra gamba distesa, il piede a martello. Allora, sempre schiena dritta, andiamo giù e afferriamo l'alluce con la mano opposta, dunque l'altra tiene la pianta del piede e l'alluce invece viene stretta da pollice e indice della mano destra. Scusate, c'è un po' di allegria fuori da questa stanza. Allora, mantenendo questa posizione ci concentriamo sulla respirazione. Concentrandoci sulla respirazione chiudiamo gli occhi e cominciando dal chakra della radice imprimeremo un Om immaginando di inserirlo nel chakra della radice. Poi la respirazione successiva passeremo al chakra sacrale, quella successiva ancora risaliamo al chakra solare, poi il chakra del cuore, il chakra della gola, il terzo occhio, la corona. Non è finita qui, speravate di non restare incancreniti così, ma no, purtroppo non è giornata, non siete stati fortunati. Si scende dalla parte posteriore perché dovete sapere che i chakra non hanno l'apertura solo davanti, probabilmente lo sapete già, ma anche posteriormente abbiamo appunto questa emissione e ricezione appunto da questi canali. Dunque, quando scendiamo, visualizzeremo poi il chakra del terzo occhio dalla parte posteriore, facendo vibrare sempre l'Om, quello della gola, il cuore, solare, sessuale e di nuovo il chakra della radice. Questo è il primo giro. Finito il primo giro, cari miei, seconda gamba. Si mette di nuovo la pianta del piede contro la coscia, l'interno coscia, comunque all'altezza del ginocchio. Si afferra con la mano opposta
posizionando il pollice sull'alluce e afferrando anche con l'altra mano la pianta del piede e si ripete tutto, dunque Om radice, Om sessuale, Om solare, Om cuore, Om gola, Om terzo occhio, Om corona, dietro, Om, 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 fino alla fine. Terzo giro, così, ogni mano sul suo piede corrispondente e poi Om di nuovo. Dunque 7 respiri e poi 6 a scendere. Cosa succederà facendo questo? A parte guadagnarci in elasticità, che non è mai male, succederà che riceveremo delle vibrazioni molto importanti, lavoreremo congiuntamente sulla colonna vertebrale che, come ho spiegato spesso nei video precedenti, oltre a essere fisica, abbiamo anche una colonna eterica all'interno della quale scorre un fluido, una linfa invisibile che è quella appunto di questa forza che riceviamo sia dal centro della Terra, dal cuore pulsante della Terra, sia dai regni spirituali superiori e che percorre tutto il nostro corpo in salita e in discesa costantemente, un po' come un flusso, una circolazione sanguigna che però in realtà è una circolazione energetica, eterica, che è invisibile all'occhio ma che c'è. Benissimo, io vi saluto. Qualcuno mi salvi? No, sto scherzando. Vi saluto, fate questo esercizio. Se restate bloccati non è colpa mia, io non vi ho mai detto niente. Buon proseguimento e alla prossima. Mi raccomando, non fosse altro, per compassione nei miei confronti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, mettete, se vi piace ovviamente il video, un mi piace e ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. Ciao!